sta finendo e un anno se ne va. Ultimi giorni d'estate di caldo, con l'arrivo di una perturbazione tra venerdì e sabato, l'estate, almeno quella meteorologica, pare sarà finita, anche se dai dati di Federalberghi sono in aumento i turisti che scelgono il mese di settembre per le ferie, meno confusione, prezzi più bassi. Intanto sulle spiagge ci si gode il sole sperando che non sia l'ultimo della stagione. Io sono in pensione, per cui per me va bene tutto. Sole, pioggia, tutto va bene. Il resto mi va bene che sia più fresco. Penso che a settembre sarà ancora caldo. Per fortuna che è finita la stagione, perché noi lavoriamo in stagione e siamo stanchi. Com'è stata sta vacanza? Rilassante. Rilassarsi, cosa vuoi? Stare tranquilli perché dopo si comincia a lavorare. L'importante è sapersi divertire, rilassarsi e godersi quello che rimane delle ferie. Ma anche se la pioggia è in arrivo, l'importante per i molti che ancora sono al mare o qui ci lavorano è essere ottimisti. Non è finita per niente, dopo la pioggia torna il sereno. Io faccio questo lavoro per passione da tantissimi anni, sono veramente tanti, sono 25 quasi, e l'estate sta finendo, sì, però io credo che l'estate, se la vivi in modo positivo, te la puoi portare dentro e vivere tutto il resto dell'anno.